Eppure, insegnando solo l'italiano ai nostri figli, togliamo questa possibilità. E poi corsi di recupero, serali, eccetera. Dunque, quindi vediamo che essere esposti a più di una lingua porta grandi vantaggi cognitivi, ma una domanda che nasce sempre, dovuta alla situazione che si è sviluppata dal punto di vista politico principalmente, è: ma i bambini che in casa parlano lombardo o piemontese o quello che volete voi saranno ostacolati nell'apprendimento dell'italiano? Questa è la domanda che nasce sempre quando si discute di queste cose, quindi voglio discuterne. Allora, questi dubbi nascono da una lunga campagna contro l'uso dei cosiddetti dialetti, che voi conoscete benissimo: parla mia come il fiore in bergamasco, perché poi parla mia in italiano, poi è stupid, eccetera, eccetera. Ed è basata su una visione ridicolamente, lasciatemelo dire, ridicolamente simplistica della mente del bambino. La visione che la mente del bambino è un secchio, e noi mettiamo dentro cose, e primo do, e il si è pieno. E allora mettiamo dentro un po' meno di bergamasco, un po' meno di lombardo, e un po' più di italiano, e il gioco è fatto. La mente del bambino non funziona così, assolutamente. La mente del bambino, se proprio vogliamo paragonarla a un oggetto, è come una rete. E qui devo mettere giù il microfono, o metterlo sotto l'ascellente. O parlo là, no signore? Più cose si imparano e più si formano intrecci. Più si formano intrecci e più la rete diventa robusta, diventa forte. Quindi non è nulla a che vedere con l'idea di riempire, mettercene un po' meno se non ce ne sta più, no. La mente del bambino è stato dimostrato da molti studi che, se proprio vogliamo paragonarla a un oggetto, è come una rete. Più cose entrano e più si formano intrecci, più si formano strutture complesse e quindi robuste. E logicamente si potranno poi usare queste strutture complesse per far fronte a nuove situazioni, per imparare una nuova lingua. Quando queste strutture sono in posizione, poi aiutano in molti altri campi dove l'intelligenza o la struttura cognitiva viene chiamata in causa. Allora, uno degli esperimenti, infatti sono stati due, ma principalmente uno degli esperimenti che ha dimostrato ciò viene da una disciplina piuttosto moderna, la neurolinguistica. Come si fa per dimostrare che il cervello del bilingue è una rete? Allora, prendere un monolingue spagnolo, prendere una macchina per fare l'attacco, inserire detto bambino spagnolo in detta macchina per fare l'attacco. La macchina per fare l'attacco praticamente fa fotografie attraverso il sistema magnetico, fa fotografie del cervello quando è in funzione e vede il flusso sanguigno in diverse posizioni del cervello. Dove c'è più sangue c'è più attività, questa è l'idea. Se c'è più sangue verso la parte frontale vuol dire che l'attività neurologica è concentrata lì. Se c'è più sangue nella parte più centrale vuol dire che l'attività è concentrata lì, eccetera. Quindi la macchina fa foto del cervello in tempo reale, tanto che il cervello funziona. Arriva sangue in certe posizioni. Allora, questi sono stati fatti per gli adulti. L'adulto monolingue spagnolo ha della macchina per l'attacco e fa fotografie del cervello. La persona che fa l'esperimento legge parole in spagnolo e vediamo cosa succede al cervello mentre questa persona ascolta parole in spagnolo, la sua lingua madre, è l'unica lingua che parla. Fare lo stesso esperimento con un bilingue spagnolo-catalano. Stessa cosa, stessa macchina, stesso procedimento, stesse parole in spagnolo. Cosa succede al bilingue spagnolo-catalano quando le parole in spagnolo sono lette, sono pronunciate, mentre lui è lì della macchina, bello tranquillo, che si fa fare le foto. Questo è la media, come potete vedere c'è il giallo, il rosso scuro, quindi i colori rappresentano la quantità di flusso sanguigno, la quantità di funzionamento neurologico dei neuroni. E vedete, praticamente questa è la zona dove i monolingui spagnoli, è una media, quindi questo non è una persona unica, è uno studio di gruppo. Hanno fatto la media e questa è la zona che si accende, diciamo così, che va in funzione quando il monolingue spagnolo ascolta le parole in spagnolo. Questo è il cervello dello spagnolo catalano bilingue. Vedete che la stessa zona è sviluppata molto più ampiamente e in più ci sono altre zone.
che vengono anche loro eccitate, questa è la parola tecnica, da questa lettura dello spagnolo, non del catalano, dello spagnolo. Entrambi sono stati esposti allo spagnolo per l'esperimento, non a entrambe le lingue. Cosa succede? Cosa hanno detto i neurologi? Beh, sembra piuttosto evidente che il monolingue spagnolo ascolta la parola in spagnolo, capisce il significato, fine della trasmissione. Il bilingue spagnolo-catalano ascolta la parola in spagnolo, capisce il significato perché è bilingue, fa collegamenti con l'altra parola che ha lo stesso significato però in catalano. Se le due parole hanno suoni in comune, si rinforzano a vicenda. Il funzionamento cerebrale è molto più ampio. È come portare il cervello in palestra. Invece quell'altro mangia, beve e sta sul sofà tutto il giorno. E queste non sono parole mie, sono parole dei neurologi che hanno detto che il bilinguismo è come una palestra per il cervello. Un cervello che riesce a fare collegamenti trasversali in modo naturale, mentre il bilingue ascolta la parola, la conosce ed è finito lì. Scusate, il monolingue, sì, avete ragione, perdono. E questa è un'altra domanda che nasce quando si sentono queste cose. Sì, tu mi racconti che tutte queste cose sono utili e il bilinguismo è una bella cosa, ma i bambini lombardofoni una volta avevano problemi con l'italiano. Mia nonna la parlava mia l'italiano, cosa mi stai dicendo? Quelli che parlavano solamente lombardo a caso, solamente piemontese o dialetto, chiamatelo come volete, non parlavano l'italiano, mi stai raccontando delle storie. Avete ragione, non parlavano l'italiano, ma perché nessuno gli parlava l'italiano. Il problema non era che parlavano lombardo, è che parlavano solo lombardo, qual era il problema? E fortunatamente alcuni educatori si sono resi conto che questo non era il problema. Molti purtroppo conclusero che parlare una lingua diversa dall'italiano a casa dà problemi all'italiano. E queste sono conclusioni del 1990 Sindré, perché ormai già dalla fine degli anni 60 abbiamo dimostrato che non è più così. La ricerca ha dimostrato che non è più così. Io ho fatto nel mio piccolo alcuni contributi, ma la ricerca in generale ha dimostrato che non è più così. E ripeto, questa è una falsa conclusione, l'idea che parlare una lingua diversa dall'italiano a casa dà problemi per l'italiano, è una falsa conclusione. È ovvio, come ho detto, che un bambino che da 0 a 5 anni, come potrebbe essere mia nonna o alcune persone di qualche generazione fa, che fino a 5 anni parlavano solo ed esclusivamente dialetto, con tutti, dappertutto, ma è logico che quando hanno 5 anni non sanno l'italiano, ma questo è normale. Come non sanno lo spagnolo o l'ungherese, perché non l'hanno mai sentito, non possono saperlo. Ma il problema, quindi, non è il bilinguismo, è il monolinguismo in lombardo, in spagnolo o in siciliano che non aiuta l'italiano. Ma io non sto parlando di crescere bambini monolingui, io sto parlando di bilinguismo, quindi dobbiamo sapere come riconoscere le due situazioni. È logico che se noi parliamo solo lombardo ai nostri figli e quando vanno fuori nessuno parla italiano, non parleranno l'italiano, ma al giorno d'oggi questo problema non c'è più, l'italiano è dappertutto. Io parlo lombardo con mio figlio, abito all'estero, ma se abitassi in Italia il bambino ascolta il lombardo fino ai 2 anni, poi appena mette il piede fuori casa l'italiano è dappertutto. Al giorno d'oggi non c'è più il problema di dire ma poi come farà con l'italiano, è inevitabile che l'italiano viene appreso. Io con mio figlio non ho mai parlato inglese, abito in una zona anglofona, conosce già a 2 anni, conosce già una ventina di parole in inglese. Sua madre parla greco, mica parla in lombardo, appena esce di casa i bambini gli parlano in inglese. Lui viene a casa e mi dice parole in inglese che io non gli ho mai detto, ma perché la lingua è dappertutto. E nel caso dell'italiano è così ormai. Se noi decidiamo di parlare il nostro dialetto, ripeto fra virgolette, con il bambino a casa, appena il bambino mette il piede fuori di casa, accende la radio, guarda la televisione, va a scuola, l'italiano è lì. Quindi abbiamo una situazione dove ci sono 2 lingue parallele e in continua esposizione regolare. Non c'è più il problema di dire come farà con l'italiano. C'era 60 anni fa, sì, se non lo sentiva a scuola non lo sentiva da nessuna parte. Adesso non c'è più questo problema. La soluzione, il bilinguismo naturalmente, dove fino alla tenera età il bambino può essere esposto regolarmente sia alla lingua del territorio che alla lingua dell'istituzione. Ci sono molti metodi, uno dei più conosciuti, dei più usati, è il cosiddetto sistema un genitore una lingua, per esempio, che è ideale per le coppie miste. Magari la mamma non parla il bergamasco, il padre lo parla, allora la mamma parla italiano e il papà parla lombardo. E il figlio è esposto regolarmente anche già a casa a 2 lingue, per esempio. Ci sono altri metodi, ma questo è uno abbastanza conosciuto, usato anche dagli immigrati, spesso in istituzioni dove la lingua dei genitori è diversa dalla lingua dello Stato dove sono immigrati.
Entrambi i genitori parlano la loro lingua madre, nel caso della madre la lingua madre, nel caso del padre una delle due lingue madri, presupponendo che il padre parli anche l'italiano, ormai al giorno d'oggi è così il 99% dei casi. Quindi il bambino ascolterà entrambi la lingua regolarmente e svilupperà sia la lingua di Stato, la lingua delle istituzioni, che la lingua del patrimonio linguistico locale. Appunto, la parola regolarmente è la parola chiave, l'esposizione regolare a entrambe le lingue. Questo permetterà al bambino di raggiungere una padronanza in entrambe le lingue, con una differenza che ovviamente crescerà bilingue, con tutti i vantaggi che abbiamo visto: la maggiore abilità di concentrazione, più flessibilità mentale, maggiore abilità nell'apprendimento della lingua straniera.